Luciano Carta, il curatore di questo epistolario, che il canonico, il grande archeologo e linguista Giovanni Spano, alla morte nel 1878, ha donato alla Biblioteca Universitaria di Cagliari. E si tratta di un giacimento culturale di grande interesse, di grande importanza, perché ne emerge un personaggio che profondamente radicato nella Sardegna, anche nelle sue opere. Il suo linguaggio è una sorta di italiano regionale di Sardegna, chi legge le sue opere. Tuttavia è un tipo di epistolario che ce lo presenta come coniugato in dimensione europea, per la grande quantità di corrispondenti italiani e stranieri tra i più importanti dotti studiosi, scienziati dell'Ottocento, tra cui posso citarne qualcuno. Pensiamo a Theodor Mommsen, per esempio, che fu il suo referente perché lui fece in anteprima la raccolta di tutte quelle epigrafi latine che poi appariranno nel 1883 nel volume 10 del Corpus Inscriptionum Latinarum. È il fondatore della moderna archeologia in Sardegna, è l'autore di un vocabolario. Questo secondo volume, l'opera dovrebbe essere in 6 volumi, ma non sono sicuro che bastino, perché si tratta di 350 corrispondenti, di cui alcuni hanno veramente un numero alto di corrispondenze, tra cui Carlo Baudi di Vesme, personaggio noto, Alberto della Marmora, ed un piemontese che si chiama Giovenale Vegezzi Ruscalla, che era un linguista. E questo epistolario copre il periodo che va dal 1834, quando Spano rientra come professore di ebraico all'Università di Cagliari, fino al 1878, cioè l'anno in cui muore. Ed è ricchissimo, ricchissimo di notizie e percorre tutta la sua attività scientifica, cioè quasi 500 titoli di pubblicazioni che egli fece, quali sono enumerati, diciamo, nella bibliografia sarda del Ciasca. Questo secondo volume va dal 1843 al 1855 e di elemento, diciamo, importante al suo interno c'è l'inizio della sua attività archeologica con la pubblicazione della famosissima memoria sui nuraghi di Sardegna del 1854, la pubblicazione del vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo tra il 1851 e il 1856 e poi un elemento così che voglio ricordare perché interessa Cagliari, fu il preside, e io sono un preside come lui, va bene, che fu nominato appunto preside di quello che poi di lì a pochissimi anni, nel 1865, diventerà il Liceo Dettori di Cagliari. Dopo che finì questo suo lavoro di preside, nel 1957 fu nominato rettore magnifico dell'università.